Era dal 1947 che un presidente della regione non si recava in visita ufficiale a Canicattì. Eppure qui ha vissuto Giovanni Guarino Amella, uno dei padri dell'autonomismo siciliano, che insieme a Giuseppe Alessi, primo presidente eletto dall'ARS, Enrico La Loggia e Salvatore Aldisio, lottò per la concessione dell'autonomia. E proprio dalla Fondazione Guarino Amella parte la visita istituzionale del presidente della regione Raffaele Lombardo a Canicattì, non a caso al vertice del partito autonomista siciliano. Noi stiamo celebrando, insieme ai 150 anni dell'Unità d'Italia, i padri della cosiddetta patria, i vari Garibaldi, Cavour, eccetera. E io stasera invece, proprio in occasione dei 150 anni, mi ritrovo a visitare la sede che ci ricorda invece il padre della nostra patria, uno dei padri della nostra patria siciliana, della nostra regione autonoma, che è autonoma grazie ad uno statuto che si deve anche al lavoro, al genio di Giovanni Guarino Amella. E qui i cimeli, i ricordi, i testi, i documenti, e questa stessa sede mi auguro che, se ci sapremo fare, se sapremo indicarla ai nostri giovani, deve diventare appunto la sede, il luogo nel quale ritrovare, così anche simbolicamente e fisicamente, gli atti, i documenti e le ragioni di un'autonomia che è uno strumento formidabile, ne sono convinto, oggi più che mai per il nostro sviluppo, e che abbiamo purtroppo invece per molti versi dimenticato. Un pomeriggio pieno di appuntamenti, dalla visita all'ospedale Barone Lombardo al teatro sociale, passando per il municipio dove ha incontrato l'amministrazione comunale. Soddisfatto il sindaco Vincenzo Corbo, che ha trovato un presidente vicino ai problemi delle piccole realtà e disponibile al dialogo.